Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. 25 novembre al mese torna sulle frequenze di Controradio e anche su Controradio TV, dunque visibile anche sui nostri canali cross mediali. Ultima puntata di questa stagione, ben trovata anche a Sandra Salvato. Ciao Chiara, buongiorno a tutte e a tutti. Un percorso di approfondimento per cercare di dare spazio e voce a una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. Oggi partiamo dall'inizio, possiamo dire. Sandra, prendo ad una riflessione corale, anche controversa, che ha a che fare con il reato di femminicidio. Sì, con il reato di femminicidio e tutto quello che si porta dietro, a cominciare dalla prevenzione che non c'è, non è considerata. E di questo noi vogliamo parlare con la nostra ospite, che è l'avvocata Simona Pragliola del Foro di Firenze. Buongiorno, grazie a tutti. E allora, prima di iniziare, come di consueto, anzi ringraziamo Alessia Dulbecco per davvero la collaborazione di questi mesi, la nostra pedagogista e scrittrice che affronta così il tema. Ogni volta che i giornali annunciano un femminicidio, purtroppo troppo spesso, c'è sempre qualcuno che storce il naso davanti all'uso di questa parola. Davanti al femminicidio di Martina Carbonaro, ad esempio, alcune voci pubbliche si sono chieste se avesse senso usare questa parola, che a loro dire equivarrebbe un po' all'invenzione di un crimine, quando in realtà esiste il termine omicidio in grado di spiegare tutto. In realtà non è esattamente così, soprattutto non è una questione di pura linguistica. Dire femminicidio non significa inventarsi una nuova categoria di crimine, significa al contrario riconoscere il motivo di genere per cui certe donne vengono uccise. Facciamo qualche esempio concreto. Quando una donna muore perché viene investita sulle strisce pedonali, si parla ovviamente di omicidio, nella fattispecie di omicidio stradale. Quando muore perché voleva lasciare il partner o perché magari ha subito un'aggressione anche da una persona sconosciuta, magari a scopo sessuale, in strada, in questo caso parliamo di femminicidio. Esistono uomini che vengono assassinati dalle proprie partner perché sarebbero intenzionati a lasciarle e loro non vogliono? Probabilmente sì, tuttavia il fenomeno è statisticamente irrilevante, basti pensare a quanti casi così specifici ci vengono in mente. Il femminicidio, pertanto, è l'atto finale, spesso preannunciato, di una violenza che è sistemica ed è questo a fare la differenza. La violenza che può nascere dentro relazioni affettive, ma a prescindere dal setting in cui si svolge, è sostenuta da un certo modo di intendere socialmente la vita delle donne. Un'idea tossica e radicata che le vuole merci di proprietà. Cultura che chiamiamo cultura dello stupro, che banalizza la violenza, la giustifica e in fin dei conti la minimizza. Cancellare questa parola, far finta che non serva, significa rimuovere tutto questo, significa rendere invisibile la radice culturale del problema, significa dire che è solo una tragedia, che è un raptus, che alla fine è una fatalità, che è qualcosa a cui non possiamo in nessun modo fare fronte. In realtà il femminicidio è un fatto politico, è un fatto sociale ed è strutturale e abbiamo bisogno di parole per poterlo definire. Una parola da sola ovviamente non cambierà le cose, ma è il primo passo per cominciare a raccontarle in modo giusto. E se non riusciamo nemmeno a nominarle queste cose, come possiamo davvero cambiarle? E allora questa l'illustrazione, la posizione anche di Alessia Dulbecco. Vogliamo subito commentare con lei, avvocata Pragliola, perché veniamo anche da una mobilitazione di giuriste rispetto a questo tema. È un momento anche di riflessione proprio tra esperti su quanto bene fa l'introduzione di una parola del genere, di un reato del genere, se veramente avrà delle conseguenze. Oltre 80 docenti universitarie di diritto penale impegnate nella violenza di genere hanno firmato un appello contro questo disegno di legge. Sul reato di femminicidio si parla di strumentalizzazione delle valenze simboliche del diritto penale in chiave non rassicurativa, collettiva e anche di grande assente, come diceva Sandra, sul versante della prevenzione. Ci dice che opinione ha su questo? Allora, io ritengo che questo appello sia molto importante e mi meraviglio di come non abbia avuto seguito, nel senso che nel momento in cui noi abbiamo una proposta di legge, ed è la numero 1433 del governo, a firma senatrice Bongiorno, che stabilisce e ridisegna il reato di femminicidio come titolo di reato autonomo, quindi stigmatizza questo titolo di omicidio e ritiene che in quanto donna si possa essere
uccise come atto di discriminazione o di odio verso la parte offesa. Questa è la dizione della norma. O per reprimere l'esercizio dei diritti o delle libertà, o comunque l'espressione della personalità, e quindi si prevede in maniera netta l'ergastolo. Ora, l'ergastolo è già previsto per l'omicidio, quindi noi abbiamo già una legislazione che si è occupata di questa tipologia di delitti che sono praticamente all'interno di relazioni sentimentali o anche relazioni familiari comunque tossiche. Quindi mi riallaccio anche a quanto la professoressa Dulbecco ha appena detto. Il problema è che questa norma, così come è prevista, è assolutamente indeterminata e generica, perché come andiamo noi a specificare cos'è l'odio in quanto donna? Cosa vuol dire? Si stigmatizza ulteriormente l'essere femminile? Ti odio in quanto donna o ti odio perché o voglio reprimere l'esercizio dei tuoi diritti? Cioè si ritorna comunque all'idea del possesso della donna come oggetto da trattare a tuo piacimento, a cui puoi togliere la vita. Quindi, come sempre, nella legislazione manca un'attività di prevenzione, è del tutto assente, ed è assente anche nel momento in cui si va a punire la persona che ha commesso questo reato, perché non c'è neanche nel percorso carcerario un intervento efficace per poter risocializzare. Quindi credo che sia assolutamente giusto che ci sia un intervento delle istituzioni, non del legislatore. Sì, ha toccato un punto centrale. Dal mio modestissimo punto di vista, nel senso che è da non addetta ai lavori, però mi sono andata a leggere un po' il testo della legge. Secondo me ci sono tanti nodi non chiari che prestano il fianco anche appunto a queste criticità che lei ha appena sottolineato. Però da un punto di vista tecnico mi pare anche già che parlare di donna presti il fianco a tutta una serie di obiezioni abbastanza scontate. Cos'è donna? Oggi voglio dire, qui non si fa nemmeno riferimento a un'identità di genere complessa, articolata, quale oggi ci troviamo davanti. Un transgender, per esempio, agli occhi del legislatore dove si inserisce? Intanto, così, giusto per menzionare una delle tante questioni che possono essere sollevate dal testo. Poi è una riforma a costo zero, significa che non ci sono soldi allocati per fare prevenzione. E poi anche quello che ha detto il ministro Nordio, ha parlato di un segnale culturale. In che senso si affida al sistema penale, alla giustizia, una questione di tipo morale che invece dovrebbe, secondo me, tornare in capo alla politica? Ecco, queste sono tutte cose che secondo me mancano o comunque non sono certamente... In tutto questo, avvocata, poi si sta facendo anche un passo indietro rispetto a quanto declamato, diciamo. Allora sì, perché proprio a fronte di questo appello delle giuriste che è stato depositato già a maggio alla Commissione Giustizia, la stessa Commissione Giustizia sta ricorrendo a dei correttivi, nel senso che questa norma viene modificata e sarà presentata con la dicitura uccisione di una donna non più in quanto donna, ma a fronte di un rifiuto, reazione a fronte di un rifiuto. Allora, la pezza è peggio del buco. Perché? Perché cosa vuol dire? Si sposta l'asse di responsabilità nuovamente non sulla donna in quanto donna, ma sulla femmina, figura femminile, oggetto. In quanto io rifiuto di ritenerti superiore. Perdoni, ma se il femminicidio non dipende da un rifiuto? Cioè il caso Impagnatiello insegna, la Tramontano non è stata uccisa per un rifiuto, quindi anche questo non sarebbe contemplato nell'interpretazione? Ma questo significa che si tenta di tipizzare il reato e si tenta comunque di dare un'interpretazione, cioè di passare dalla parte del giudice che deve interpretare ogni relazione come apice di un rifiuto che si è prolungato nel tempo, e quindi dà al giudice un potere che non ha, che è quello di interpretare analogicamente. La legge prevede la tassatività dei casi, non l'interpretazione.
Ci faccia capire, è come dire la donna in qualche modo è l'innesco del reato? Sì, la donna è la causa e l'effetto di una condotta criminale. Io mi riferisco in Pagnatiello, per dire uno degli ultimi, che è stato dal tribunale stabilito che non avesse premeditato ma avesse preordinato, quindi si è spostata ancora una volta la responsabilità, perché si è ritenuto che lui, questa è una mia opinione personale, volesse liberarsi del bambino e non invece uccidere la sua donna. Cioè sono tutte degli interventi che culturalmente ci riportano all'idea del patriarcato. Si dice che il patriarcato non esiste, ma esiste, e lo vediamo in queste manifestazioni. E allora in che senso Nordio parla di un segnale culturale relativamente alla fattispecie? Perché loro agiscono in base alla emotività della società, dei media, che rispondono con delle accuse precise rispetto a quella che è l'intervento politico, cioè li accusano di non intervenire in maniera forte. Questo è stato definito reato bandiera, nel senso che si fa si dà un'immagine di concretezza quando poi è una scatola vuota, perché non c'è prevenzione, non c'è un intervento che è socialmente apprezzabile dal punto di vista di chi arriva a commettere questo reato. Ecco perché le giuriste firmatarie di questo appello parlano di strumentalizzazione delle valenze simboliche del diritto penale come rassicurazione collettiva, no? Come panacea che risponde alla pancia ma non va a incidere sul cambiamento culturale, e ribadiscono: non ci vogliamo contrapporre a iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, ma a sollecitare, ed è quello che stiamo cercando di fare qui oggi, un 25 novembre al mese, una riflessione che tenga conto della complessità del fenomeno. A dimostrazione di questa complessità, Sandra, ci arriva un messaggio WhatsApp. Nella mia famiglia abbiamo vissuto la violenza di una sorella verso nostra mamma per anni, abbiamo cercato aiuto nelle istituzioni senza trovare la minima assistenza. Anche queste sono dinamiche che non trovano una rete legislativa di supporto. No, assolutamente, perché si continua a inserire nell'ordinamento delle fattispecie di reato che sono un duplicato di quelle già preesistenti, e non si fa nessuna attività di prevenzione. Non si dice che non ci sono fondi, o comunque io credo che le istituzioni abbiano da tempo dimenticato di, come si dice, mettersi al tavolo dei referenti sociali, delle associazioni, e strutturare insieme un intervento potente. Lei avvocato è troppo buona, dimenticato mi sembra come dire, dare a questo governo una chance o comunque un giustificativo. Io credo invece che ci sia una deriva, lo dico apertis verbis, punitivista, che ha permeato anche per esempio tutto il decreto sicurezza, introducendo tutta una serie di fattispecie nuove di reato. E qui mi domando, ma non potevano essere previste al limite delle aggravanti per il 577 del codice penale? Ma ci sono le aggravanti anche in questo progetto di legge, sono previste per quanto riguarda il braccialetto elettronico, che è stato un grande fallimento e che non è nato come misura cautelare, ma come potenziamento dell'esecuzione di una misura cautelare, non solo per i reati legati alla famiglia. C'è l'aggravamento per quanto riguarda gli atti persecutori. Il problema è che di fronte ad un governo che ci sta portando indietro di un centinaio di anni, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne, di fronte ad un ministro che ci dice: nel caso in cui una donna dovesse essere inseguita, che vada a rifugiarsi in chiesa o in farmacia. Ora, questo le sembra un intervento statale robusto? A me sembra un voler incasellare nuovamente la figura femminile, dicendo: non è chi commette dei reati su di te, non è chi ti usa violenza o chi ti picchia o chi ti vuole ammazzare che è colpevole, sei te che devi autodifenderti. Questo non è uno stato di diritto, è uno stato di polizia. Allora, abbiamo 5 minuti nell'ambito di questa riflessione che stiamo facendo, ma lei da un punto di vista di strumento, no? Non si è sentita aiutata, si è sentita osteggiata in una anche risposta da dare. Lei si occupa spesso, insomma, di donne vittime di violenza, anche minori, insomma,
quindi uno scenario legislativo di questo tipo non va a incidere da un simbolo che risponde a un bisogno, ma è un bisogno che non si risolve e che non innesca un cambiamento che poi porti davvero a una tutela delle vittime. No, non lo innesca perché noi abbiamo come avvocati una tutela che a un certo punto smette di funzionare. Io accompagno le donne nel percorso di risocializzazione, ci sono centri antiviolenza, ci sono le case di rifugio. Parlo naturalmente di donne che restano in vita, per fortuna. Il problema è che dopo questo percorso la donna è comunque lasciata sola, soprattutto i figli minori che devono seguire magari una donna che viene allontanata da casa e portata in una casa famiglia lontanissimo dal territorio. Di conseguenza, quando queste donne terminano questo percorso, perché prima o poi questo percorso finisce, può durare 1 anno, 2, 3, non può essere per sempre, le donne non trovano un substrato strutturale, non hanno la possibilità di reinserirsi e quindi chiedono a persone singole, può essere l'avvocato, può essere il vicino di casa, può essere l'amica, di aiutarle a reinserirsi in una società che comunque le abbandona. E questo è un vulnus gravissimo. Anche per quanto riguarda gli uomini, no? Gli uomini maltrattanti, questo percorso subisce un'interruzione che non porta, insomma, quella funzione sociale che prevederebbero associazioni che vanno a intercettare i segnali di allarme, no? Di una violenza che poi si è manifestata o potrebbe manifestarsi. Anche per quanto riguarda gli uomini maltrattanti, sono uomini che effettivamente vogliono, a volte su base volontaria, vogliono seguire questo percorso, ma noi non abbiamo un'istituzione, uno Stato che ci dice sì, esiste. Cioè il problema uomini maltrattanti dallo Stato viene assolutamente messo da parte. Cioè non esiste, quindi non esistendo, sono tutte anche locali, a Firenze esistono delle associazioni, certo, però lavorano con i volontari, lavorano strutturandosi come cellula territoriale, non hanno una cassa di risonanza nazionale e questo anche è molto molto grave. Però sappiamo chi abbiamo al governo. Sappiamo che abbiamo comunque dei ministri, sappiamo che abbiamo un governo che le iniziative a livello di prevenzione, a livello di strutturare una società in cui ci si possa effettivamente sentire tutelati laddove il diritto viene ad essere compromesso, non c'è. Perché secondo me il governo usa questo tipo di arma legislativa in funzione di deterrenza. Mi vengono in mente i casi dell'America Latina, per cui il femminicidio è un reato punito autonomamente, però non ha mai funzionato perché se si guarda le casistiche le prigioni sono piene e comunque secondo me c'è una sofferenza anche da un punto di vista processuale, cioè siamo in grado di supportare e sopportare questa macchina giudiziaria che va complessandosi, no? Perché ci vogliono magistrati preparati, magistrati in grado di prendersi la responsabilità di interpretare una donna innescata in questo sistema. Che cosa si trova davanti? In conclusione, avvocata Praiola. Ma allora io penso che sia necessario un intervento su più strati. Io ho visto che, faccio l'esempio di questi giorni, no? Comunque i femminicidi continuano ad esserci. È l'ultima ieri. E inoltre questo intervento, se diciamo i giuristi, se quelli che sono diciamo gli operatori di diritto hanno avvertito la necessità di intervenire, allora vorrei che le istituzioni si sedessero, come si dice, al tavolino e proponessero un tavolo di confronto, cosa che invece non avviene. Sembra che lo Stato sia arroccato e tutto quello che ci viene dobbiamo prenderlo perché è stato deciso dall'alto. Io credo che proprio l'intervento di questi giuristi sia fondamentale proprio da questo punto di vista, cioè abbiamo aperto una breccia perché finora si è agito un po' trattati come delle monadi. Qualcuno ha detto che la legge non anda bene, qualcuno ha detto che il femminicidio non è un deterrente. In Sud America non è un deterrente neanche la pena di morte negli Stati Uniti, eppure c'è.
Quindi noi dobbiamo comunque pensare a delle prevenzioni culturali di educazione dei ragazzi, delle famiglie, della scuola, di tutte quelle che sono le cellule della società. Altrimenti... E da questo ripartiremo con un 25 novembre al mese il prossimo autunno, perché non si parla, ma soprattutto non si portano fatti, politiche, azioni concrete da questo punto di vista. Dall'inizio, no, dell'approccio nei confronti del fenomeno, che non è un'emergenza, ma sappiamo quanto è strutturale in questa società che culturalmente non affronta in maniera adeguata, anche con strumenti politici, governativi, istituzionali, legislativi adeguati, il fenomeno. Allora, alle 9, Sandra, noi dobbiamo ringraziare l'avvocata Simona Praiola per essere stata con noi. Se mi permette, vorrei concludere dicendo che mi piacerebbe sentire la voce di uomini, non di uomini maltrattanti, ma di uomini che affiancano le donne in questa battaglia, perché alla fine le donne si ritrovano da sole. Gli uomini sono fondamentali anche società. Dei suoi colleghi penalisti, anche di colleghi penalisti, ma anche di chi non è operatore di diritto, di una società che è malata da questo punto di vista, e non si riesce a capire perché nel momento in cui si debba scendere, faccio l'esempio più pratico, si scende in piazza, per quale motivo gli uomini non hanno questa iniziativa? C'è stata un'iniziativa, e chiudo, praticamente il controappello a questo appello delle giuriste da parte di un giornalista che ha detto: voi siete praticamente in un cortocircuito perché state voi stigmatizzando la figura femminile. Allora io non vorrei che questo non accadesse più. In questo senso non possiamo non ricordare Cambia Uomo Cambia e tutte le attività svolte dall'associazione che lo promuove, con Eros Cruccolini e il professor Bagni. Insomma, continueremo anche con loro a affrontare questo percorso. Vogliamo ricordare anche il nostro spazio podcast controradio.it, un 25 novembre al mese. Potete riascoltare tutte le nostre trasmissioni. Sì, adesso noi ascoltiamo anche Marina Capponi, la collega dell'avvocata Praiola, così concludiamo in bellezza. L'introduzione del delitto di femminicidio come fattispecie autonoma è un'operazione normativa ed insieme culturale dirompente. Non a caso ha suscitato un dibattito assai acceso che ha travalicato l'ambito degli addetti ai lavori e ha contrapposto giuristi e giuriste anche al di là dei tradizionali schieramenti. Come ha scritto la magistrata Paola Di Nicola Travaglini, che da anni si occupa con acume delle parole del diritto, l'esercizio del potere di nominazione nell'ambito giuridico esprime gli schemi con cui viene consacrato l'ordine stabilito e fissa le categorie di pensiero che lo riproducono. E pertanto, se il femminicidio è un crimine di potere, come tutti i delitti di violenza maschile contro le donne, la previsione di una fattispecie penale autonoma consentirà di nominare senza fraintendimenti un fenomeno ahimè radicato e a tutti gli operatori del diritto di riconoscerlo e approfondire le sue ragioni strutturali senza nasconderlo dietro termini neutri. Quindi creare una nuova fattispecie di reato nominata, quale il femminicidio, è una tecnica giuridica possibile e probabilmente utile, pur con molti distingue e innumerevoli questioni che il percorso del disegno di legge dovrà affrontare. Fra le tante, poiché l'elemento costitutivo è il genere della vittima, non potremo non chiederci se in tale categoria, ad esempio, rientrino le persone in transizione. Ma la sostanza del messaggio trasmesso da questo intervento è legato soprattutto alla previsione dell'ergastolo come pena edittale. È l'evidenziazione della massima severità, anche se la possibilità del fine pena mai è già prevista ed applicata, come oggi è accaduto nei casi Turetta e Impagnatiello. Stiamo forse tornando allo splendore dei supplizi di cui parla Michel Foucault nel suo saggio Sorvegliare e punire, ad una liturgia punitiva, un cerimoniale della giustizia che si basa sulla sofferenza, una giustizia arcaica che perseguita il corpo ma che non rieduca la mente. Vero è che per avere un effetto deterrente anche la qualificazione di una condotta come delitto in una dimensione di massimo disvalore sociale è importante. Un nuovo riconoscimento del rilievo penalistico delle condotte discriminatorie che furono depenalizzate e degradate ad illecito amministrativo nel 2016. Ma come non rilevare la contraddizione di un intervento che si presenta come esemplare e nello stesso tempo a costo zero, vista la clausola dell'invarianza finanziaria? Non vi è alcun investimento per la prevenzione del fenomeno che si intende contrastare, nemmeno la copertura economica per la formazione dei magistrati. E la prevenzione resta la Cenerentola, visto che non si trovano risorse per la promozione della cultura del rispetto nelle relazioni, tantomeno a livello scolastico. Ed infine resta il grande tema di politica del diritto che vede l'intervento dello Stato verso chi delinque limitarsi all'aspetto punitivo
punitivo, finalizzato solo ad escludere il reo, il Caino, dal contesto sociale. Ed accanto alla prevenzione, l'altro convitato di pietra è la giustizia riparativa, nella sua prospettiva costituzionale, che implica una acquisizione di consapevolezza da parte del condannato dell'enormità di quanto commesso attraverso un percorso riabilitativo. Ed anche il recupero dell'uomo che agisce la violenza di genere resta un obiettivo ancora assai lontano.